Salve ed eccoci qua con un nuovo video, vogliamo chiamarlo di consigli che di solito vado a dare a tutti i miei follower che mi seguono. E quindi in questo video andiamo a parlare del limone, i benefici del limone. Allora, io vi posso dire che questa è una soluzione che ho provato su di me e che utilizzo ancora perché ho trovato grandissimi benefici. Anzitutto il limone è un astringente, quindi è utile per le rughe, anti-invecchiamento, antitumorifero, quindi io lo bevo con il mio sistema che poi vi dico man mano i benefici che ho trovato ed è la verità, provare per credere. Allora io ogni sera prima di andarmi a coricare, prima di andare a letto, prendo un limone non trattato, un limone possibilmente biologico, se potete trovarlo meglio ancora biologico, ed lo si fa a 4 parti uguale, no? E poi lo si mette dentro a un recipiente di acqua quanto basta per poi berlo in un tazzone grande più o meno così. Ci mettete quest'acqua, dell'acqua, questo limone in 4 parti uguali e lo mettete a bollire. Appena comincia a bollire, lo spegnete i fuochi e lo coprite con o con un piatto sopra, comunque che non deve fuoriuscire il vapore, e lo lasciate un po' intiepidire, raffreddare, non deve né essere troppo diciamo che scotta e nemmeno troppo freddo, tiepido. Dopo aver fatto questo lo potete bere senza zuccherare, lo bevete tutto. Questo per tutte le sere, per un mese, poi vi fermate una settimana e ricominciate da capo per un altro mese. E così facendo. Serve per dimagrire, attenzione, serve per dimagrire, per sgonfiarvi l'addome, per chi soffre aerisma all'addome, serve per sgonfiarvi, quindi è ottimo. Poi i benefici più importanti sono che aiuta all'apparato digestivo, quindi vi aiuta a digerire facilmente. Ancora, almeno quello che io ho ricavato, perché essendo avuto un problema per quanto riguarda la prostata, ma diciamo ho avuto un problema di infiammazione e ho usato questo sistema per alcuni mesi e devo dire già dopo il terzo controllo che ho fatto non è scomparso del tutto, ma è diminuita a vista d'occhio. Infatti il medico mi diceva continua così perché sta andando bene, perché devi smettere. Quindi questo è un altro beneficio che diciamo che lo si può diciamo essere aiutati. Poi aiuta il colesterolo cattivo. Se uno soffre di questo colesterolo alto, ve lo bassa, quindi ve lo porta alla stabilità. Con questo sistema, con questo diciamo modo di preparare e bere il limone, ripeto, aiuta
in tante cose. Vi aiuta a rallentare l'invecchiamento, quindi se avete una certa età, vedete che prendendo in questo modo questo limone, come ho detto io, vedete che dopo un certo periodo che comincia a fare il suo effetto, vedete che la pelle si comincia come a stirare, dico io, a tirare, e le rughe cominciano a tirarsi, a rientrare. Quindi è un ottimo anti-invecchiamento. Quindi che dire? Provateci, ripeto, provateci, vi ridico ancora come bisogna fare: prendete un limone, lo dividete in 4 parti uguali e lo mettete a bollire dentro un recipiente d'acqua, un tazzone d'acqua così, poi lo fate bollire, l'ebollizione avvenuta, spegnete i fuochi e fatelo raffreddare un attimo e lo dovete bere tiepido, senza zuccheri, mi raccomando, senza zuccherare, perché allora fa dimagrire e diciamo che è una bevanda con effetti miracolosi, ve lo posso garantire. Allora, depura, ora vi leggo un po' la scheda che ho preparato. Oltre a far dimagrire, depura, rinforza il sistema immunitario. Tutti conoscono le proprietà del limone e sono in molti ad avere l'abitudine di bere acqua e limone. Fin qua ci siamo, però diciamolo, in molti bevono limone premuto in acqua tiepida. Ecco un'altra tecnica che permette risultati miracolosi, ok? È quella che vi ho detto io. Berla di sera, perché mentre voi dormite il limone fa il composto fa il suo corso. La ricetta è molto semplice, ma gli effetti per il corpo e la mente sono sensazionali. La bevanda ottenuta con il limone bollito accelera il metabolismo, fa dimagrire, rafforza il sistema immunitario, depura, antiossidante e disinfettante. Non è tutto, ecco altri effetti del limone bollito, ve li vado a leggere tutta la scheda. Il limone bollito agevola la diuresi e ripulisce il fegato, ecco. Il limone bollito rappresenta una delle cure naturali benefiche migliori per il nostro organismo. Si tratta di una tecnica molto semplice che consente di ottenere una bevanda salutare dalle molteplici proprietà. La bevanda ottenuta facendo bollire i limoni ripulisce il fegato e consente di eliminare le tossine in eccesso, quindi le tossine in eccesso. Il limone bollito agevola inoltre la diuresi e aiutando a contrastare le cellulite e la ritenzione idrica. Io sinceramente lo abbino con 3 volte a settimana con una sauna, è completo così, cioè prima di entrare in sauna vado a prendere questo composto, perché poi con il caldo della sauna, perché io faccio sauna da una vita a 120 gradi, pensate un po', 20 minuti, quindi faccio assorbire col calore della sauna questo composto di limone. Allora, il limone bollito fa dimagrire, davvero? Sì, ecco perché. Bere acqua con limone bollito consente di attivare e di velocizzare il metabolismo sin dal primo mattino. Però ripeto, io consiglio di sera. Aiuta a digerire più velocemente e garantisce maggior sazietà, quindi vi fa sentire una sensazione di sazietà, quindi mangiate di meno, quindi aiuta anche a dimagrire, favorendo l'assimilazione delle sostanze nutritive, agevolando inoltre la diuresi, consente di eliminare i liquidi in eccesso e le tossine, contrastando la ritenzione idrica.
Il risultato consiste in un corpo più magro, asciutto e luminoso. Ok? Il limone bollito, ricette per preparare la bevanda benefica. La ricetta per preparare il limone bollito è molto semplice, bisogna far bollire i limoni con la buccia, quindi con tutta la buccia, in un pentolino. Si deve poi lasciare raffreddare la bevanda ottenuta. Quindi il limone bollito va preso di sera a digiuno, prima di andarvi a coricare, prima di andare a letto, fate questo composto e prendetelo. Io vi consiglio tutte le sere per un mese, poi vi fermate una settimana senza prenderlo e poi ricominciate per un altro mese e via via, sempre così. Va bene? Questo era un altro bel consiglio che volevo darvi con questo nuovo video. Vi ringrazio per la vostra gentilezza di seguirmi, di aver seguito tutti i miei video, quindi vi ringrazio e vi consiglio di quanto prima di cominciare questo metodo per dimagrire o per altri motivi che vi ho elencato. Va bene? Ciao a tutti, al prossimo video, ciao!